Antonio Gallo, terza vittoria consecutiva per il Villarreal tra le mura amiche, ormai il Pala Don Bosco è tornato il bunker a cui eravamo abituati. Eh sì, dai, finalmente sta iniziando a girare bene, abbiamo fatto comunque una buona prova, i ragazzi hanno fatto soprattutto un primo tempo di grandissima intensità, secondo tempo sono usciti un po' loro, anche se non hanno creato tantissimo, ma comunque una squadra ben allenata da mister Bosco, che per me è tra i migliori allenatori sicuramente della categoria, a cui faccio i complimenti. Partita, come hai detto tu, molto intensa, in cui ancora una volta la capacità del Villarreal è stata quella di resistere, soprattutto nei minuti che poi però hanno preceduto il gol della Cireale, però la reazione è arrivata subito con Gianluca. Sì, diciamo che la cosa che mi fa stare bene è che sono contento che i ragazzi hanno saputo soffrire quando c'era da soffrire, giocare quando c'era da giocare, che loro ci hanno lasciato qualcosa e noi abbiamo battuto colpo su colpo, però come ti dicevo prima abbiamo sofferto veramente bene, sostanzialmente hanno fatto un gol su una deviazione, poi diciamo qualche parata ordinaria di Maria. Ora, ultima partita del 2022 sul campo del Città di Acri, che partita ti aspetti e soprattutto come la affronta una squadra che in un mese o una settimana praticamente ha sempre quasi solo vinto? Francesco, intanto sicuramente sarà una bella trasferta, perché quindi dobbiamo fare un po' di chilometri, quindi già questa comunque è una difficoltà. Loro so che sono una squadra molto quadrata e soprattutto tra le mura amiche comunque loro giocano bene, i punti li fanno maggiormente lì. Noi insomma andiamo adesso con questa vittoria, andiamo con una serenità maggiore indubbiamente, per cui noi ce la giochiamo con tutti, cioè, i miei ragazzi crescono giornata dopo giornata, sono contento per questo e daremo filo alla torcere a tutti. Chiudiamo con il solito capitolo giovani. 2 settimane fa dopo il Real Termini parlavamo di una convocazione con uno stagio. Oggi parliamo di 2 giocatori che hanno debuttato in Under 19, l'orgoglio ormai è inquantificabile, penso. Ma sì, questo è stata da un punto di vista di emozioni, è stata una settimana per tutti incredibile. Vedere 2 ragazzi che abbiamo realmente cresciuto, uno addirittura con la fascia da capitano in nazionale e Thomas La Barbera anche ha fatto delle partite strepitose, così come Paolo Scalavino, realmente siamo felici per questo. Ora i ragazzi stanno per tornare qua a Palermo. Gabriele, praticamente ormai al Pala Don Bosco se non segni tu la partita non inizi. Sì, sono molto contento dei risultati personali e anche dei risultati della squadra, perché siamo un gruppo prima di tutto e prima del singolo appunto viene il gruppo. Ora è tornato il nostro capitano Bepi Abisso e siamo molto contenti di rivederlo con noi in gruppo, perché è stato con noi tutto il tempo nonostante fosse infortunato. In generale, vedendo la partita oggi, ottima, come diceva anche Antonio Gallo, ottima prova di squadra, soprattutto quando c'era da soffrire, quando c'era da contenere, poi le giocate dei singoli hanno fatto la differenza, però il gruppo ha vinto la partita anche oggi. Sì, il gruppo, come dicevo prima, è la nostra forza, nonostante le assenze ci stringiamo sempre tra di noi e riusciamo ad andare avanti bene nonostante le assenze. Adesso ultimo impegno del 2022, trasferta lunga sul campo del Città di Acri. Si affrontano meglio adesso le partite una volta che vi siete sbloccati con i risultati? Sì, sicuramente dal punto di vista mentale all'inizio il risultato non arrivava nonostante le prestazioni che erano sempre positive, e quindi il mister ci è stato sempre vicino ed è riuscito a tenerci sempre compatti e ne siamo usciti fuori tutti insieme.